Allora, eccoci qua, rientrati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che come di consueto dedichiamo alla storia, ai personaggi della storia, e questa sera Ermanno la dedichiamo alla figura di Erwin Rommel. La maggior parte delle persone lo ricorderanno magari dai libri di scuola come La volpe del deserto, questo generale nazista che è balzato sicuramente agli onori della cronaca, apprezzato anche dagli avversari. Sì, sicuramente era un genio della strategia militare, aveva fatto varie battaglie e praticamente la sua fama nasce a Caporetto. E con Caporetto lui arriva e applica la tecnica del cuneo, cioè invece di fare l'attacco frontale, che era una cosa disastrosa a quell'epoca, ma anche ora adesso, lui fa dei cunei nel fronte italiano, circonda, riesce a aggredire alle spalle il fronte italiano e soprattutto taglia praticamente tutti i collegamenti con quello che era il comando generale, che era appunto di Cadorna, e lo isola praticamente, quindi le truppe italiane rimangono imbambolate e naturalmente l'effetto poi lo conosciamo con la retrocessione dell'esercito italiano fino al Piave. Ecco, questo personaggio poi si esprimerà in maniera molto più proficua negli anni successivi, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, dove lo vedremo in Africa, lo vedremo in Europa, a competere in varia maniera. Quindi con noi a raccontarci la storia di questo personaggio, di questo generale che è diventato famosissimo, abbiamo due storici che ci aiuteranno a capire che il personaggio, i fatti e la storia di quell'epoca. Certo, certo. E per voi a casa presento gli ospiti che abbiamo con noi. Saluto in studio il professor Damiano Fusaro. Buonasera. Professor Buonasera Fusaro, e grazie dell'invito. Grazie per essere tornato qua con noi, è uno storico, e in collegamento abbiamo il dottor Andrea Rossi. Buonasera, dottor Rossi. Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera a lei, editorialista di informazionecattolica.it, ma anche ricercatore di storia militare all'Università di Ferrara. Ermanno, un aspetto particolare, allora abbiamo capito che Rommel è un militare tra virgolette di professione, anche se poi sentiremo voleva fare l'ingegnere, credo, da giovane, ma inizia con la Prima Guerra Mondiale e poi la sua vita sarà dedicata appunto all'esercito. È un personaggio coerente con quello che fa, diciamo, diversamente rispetto ad altri militari che una volta che assumono il potere poi fanno un po' quello che vogliono. Lui è sempre coerente, è coerente anche nell'aspetto da un punto di vista familiare. Ama la moglie che sposa da giovane e poi si mantiene fedele, cosa che normalmente i militari non fanno, perché è naturalmente una vita molto, molto faticosa e molto, diciamo, turbinosa, e questa coerenza lo porterà fino alla conoscenza di Hitler e la sua, diciamo, fidelizzazione nei confronti del grande capo della Germania dell'epoca, con tutte le conseguenze che andremo poi a vedere. E in questo senso io partirei col primo contributo e poi commentiamo i fatti che andremo a narrare. Rommel, generale suicidato da Hitler. Contributo numero 3. Rommel, il generale assassinato da Hitler. Erwin Rommel fu uno dei generali più apprezzati della Seconda Guerra Mondiale da parte di tutte le forze in campo. Nacque il 15 novembre 1891 nel Württemberg, proveniva da una famiglia piccolo borghese e la sua origine a quel tempo non faceva presagire un futuro glorioso. Avrebbe voluto fare l'ingegnere, ma il padre, insegnante di matematica, lo spinse ad arruolarsi nell'esercito. Nel 1910 entrò nella scuola per cadetti militari di Danzica. Dopo l'accademia si arruolò nel 124° reggimento fanteria di Württemberg. In questo periodo conobbe la
futura moglie Lucia Maria Mollin, detta Lucie, di origini italiane, figlia di una coppia di immigrati veneti della zona di Conegliano. Si sposarono nel 1916 mentre Rommel era in licenza durante la Prima Guerra Mondiale. Dalla loro unione, dopo 11 anni, nacque un figlio, Manfred, che sarà poi negli anni 70 eletto per 3 volte consecutive sindaco di Stoccarda. Rommel si distingueva dai suoi contemporanei. A differenza dei colleghi non beveva alcolici, non fumava, era fedele alla moglie e si dedicava solo alla sua professione. A 23 anni il suo biografo lo definì un perfetto animale da combattimento, freddo, instancabile, inflessibile, rapido nelle decisioni, incredibilmente temerario, quindi un valoroso. Il suo battesimo di fuoco arrivò nel 1914 sul fronte francese, dove venne ferito per la prima volta. Nel 1915 ha la Croce di Ferro di prima classe per le sue tattiche di infiltrazione e questa dote gli permette di passare in grado, diventando tenente. Resterà al fronte combattendo in Francia, Romania e in Italia. Nel 1918, finita la guerra, Rommel è senza professione e senza soldi, ma viene notato dal generale von Hepp, che lo inserisce nei 4.000 ufficiali idonei a costituire il nuovo modello di esercito tedesco. Nel 1937 è al comando del battaglione Guardia del Corpo che difende proprio Adolf Hitler. Promosso generale allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, viene nominato comandante della 7ª divisione di Panzer e l'anno seguente comandante delle truppe tedesche nel Nord Africa. Famoso per aver guidato il suo esercito da davanti piuttosto che da dietro, come la maggior parte dei generali, Rommel ottenne una serie di successi e si guadagnò il soprannome di Volpe del deserto per le sue tattiche di guerra in Africa e in particolare nella battaglia di El Alamein. Di lui Churchill disse davanti alla Camera dei Comuni: abbiamo di fronte a noi un avversario molto audace e abile e, se posso dirlo, al di sopra delle stragi di guerra, un grande generale. Alla fine Rommel sarà sconfitto dalla superiorità di uomini e mezzi del generale Montgomery nella seconda battaglia di El Alamein nell'ottobre del 1942, che sancì anche la definitiva perdita dell'Africa del Nord per le forze dell'asse Roma-Berlino. Hitler però non lo ritenne responsabile della sconfitta. Rientrato in patria, gli viene affidato il comando delle forze tedesche in Normandia, organizza il Vallo Atlantico, il sistema di difesa della costa europea sull'Atlantico, dove avverrà lo sbarco del D-Day. Dopo lo sbarco alleato, Rommel si rese conto che la Germania stava perdendo la guerra e iniziò a porsi il problema su come evitare al suo paese un disastro. Fedele alla Reich e al Führer, però, continuò a combattere fino a che non venne ferito in Francia nel luglio del 1944, pochi giorni prima dell'attentato fallito a Hitler. Il complotto contro il Führer fu vendicato nel sangue. Rommel, indagato dalla Gestapo, venne ritenuto colpevole perché, pur non avendo partecipato, sapeva del complotto e non lo aveva denunciato. Il 14 ottobre 1944 ufficiali tedeschi raggiunsero Rommel nella sua abitazione, dandogli la possibilità di scegliere tra un processo pubblico per tradimento oppure la possibilità di togliersi la vita, garantendo però l'incolumità della sua famiglia. Rommel venne prelevato dalla sua abitazione e portato in una località segreta dove si tolse la vita con una capsula di cianuro. La sua morte fu ufficialmente attribuita alle conseguenze della ferita di qualche mese prima. A Rommel furono tributati i solenni funerali di Stato che si tennero a Ulma con grande eco in tutta la Germania. Ecco, questa è l'epopea di Rommel in sintesi, ma se vogliamo cominciare, diciamo, un po' dal principio, Fusaro, Rommel come nasce, come diventa il grande eroe che abbiamo visto e poi la fine che ha fatto? Allora, la particolarità che balena subito nel caso di Rommel è il fatto che lui non apparteneva alla nobiltà prussiana. Noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei generali, insomma dei comandanti dell'esercito tedesco, erano di tradizione prussiana. Lui invece è uno svevo, comincia appunto nella Prima Guerra Mondiale, abbiamo già degli episodi nei quali lui
dimostra tutto il suo valore tattico. Quello che dobbiamo dire fin dall'inizio, che spesso viene raccontato di Rommel, è che era un ottimo tattico, un po' meno nella strategia generale. E come è stato detto, qual è la tattica fenomenale con la quale lui si contraddistingue? Quella del cuneo, ovvero a Caporetto lui è tra i primi appunto a rompere le linee del fronte italiano e incunearsi dentro, pur essendo con un contingente inferiore numericamente, riesce a sconfiggere intorno alle 9.000 unità italiane. Ma perché questo? Perché la differenza era che mentre nell'esercito tedesco anche il tenente, perché in quel caso Rommel aveva il grado di tenente, erano abituati a prendere delle decisioni, cioè a saper ragionare e a poter intervenire autonomamente, nell'esercito italiano vi era la linea gerarchica di comando. Nel preciso momento in cui vengono interrotte le comunicazioni, ecco che i soldati italiani si trovano nella condizione di non sapere cosa fare. Cadorna era stato separato dal resto dell'esercito, Rommel si incunia e riesce a trionfare. E questo sarà il primo grande avvenimento, diciamo, che si racconta nella storia. Perché era vietato ai militari prendere iniziative sul fronte, dovevano aspettare il comando dall'alto. Questa era una vecchia tradizione, addirittura napoleonica, di conseguenza però l'epoca era finita, c'erano naturalmente mezzi di comunicazione diversi e naturalmente andò a finire come abbiamo visto. Andrea Rossi, cosa ci racconta di questo personaggio dopo la Prima Guerra Mondiale? Intanto racconto che lui molto presto scrisse un libro di memorie su questo episodio di Caporetto, dal quale poi emerge che in realtà c'erano già allora profonde differenze fra quello che era l'esercito tedesco e quello che era l'esercito austro-ungarico, perché se è vero che noi avevamo un esercito che era gerarchizzato in una maniera terribile, con ufficiali inferiori incapaci di prendere decisioni, l'esercito austro-ungarico raccontato da Rommel emerge come una specie di specchio dell'esercito italiano, fantaccini messi allo sbaraglio a morire anche lì con offensive frontali, una situazione di generale disagio delle truppe. Rommel è molto bravo a crearsi da solo la sua, diciamo, epopea, perché in realtà quando lui arriva sul fronte italiano arriva con un battaglione di truppe non scelte, sceltissime, tanto è vero che nel suo racconto fa un po' il confronto fra i suoi soldati scelti che si era portato dietro dalla Baviera e quelle che erano le truppe che tenevano il fronte sulla linea dell'Isonzo dal lato degli austriaci, e li trova profondamente depressi, gente che stava in trincea da mesi, che conviveva tutti i giorni con la morte. Quindi lui è anche molto bravo a creare la leggenda di se stesso, perché in realtà lui veniva certamente ad aver fatto operazioni brillanti sul fronte francese, ma il grande successo che ha sul fronte italiano è la sua intelligenza strategica, tattica, giustamente è stato studiato prima, la sua intelligenza tattica, assieme al fatto di poter avere 1 migliaio di soldati sceltissimi, truppe d'assalto pronte a tutto. Dal lato nostro questa lezione fu inizialmente imparata e poi strutturata con l'invenzione poi degli arditi. Ma gli arditi nascono con Rommel, perché lui sfonda il fronte a capofitto e gli austriaci gli vanno dietro, perché la verità è questa: gli austriaci in questa offensiva non c'entrano nulla, è un'offensiva tedesca condotta alla tedesca, guidata da Rommel, a cui poi si accodano gli austriaci, i quali infatti la prima cosa che fanno, a differenza di Rommel, è saccheggiare, ma saccheggiare perché erano dei morti di fame, esattamente come erano i nostri. Sì. E quindi però nella Seconda Guerra Mondiale lui si ripresenta e si ripresenta naturalmente con una capacità di conflitto molto elevata. Per esempio contribuisce all'accerchiamento della linea Maginot, giusto? Sì.
Tant'è che appunto chiamavano la sua divisione fantasma, perché riuscivano a apparire anche dietro alla linea nemica e non si capiva questa velocità. Tra l'altro, altra grande capacità, quella di escogitare dei sistemi per riuscire ad apparire anche più numeroso. In Africa addirittura farà a un certo momento i carri armati muovere la sabbia per far sembrare che sono numericamente superiori, quando invece erano pochi, oppure ad esempio trasformare i pali della luce come se fossero dei cannoni per far credere appunto di avere delle armi corazzate. Tra l'altro sulle armi motorizzate e corazzate ricordiamo che Rommel era un sostenitore di questo sistema di guerra, tant'è che scrisse un libro proprio sulla fanteria motorizzata che sarà molto studiato dall'esercito tedesco. Altra particolarità tra l'altro di Rommel, quella, come si diceva nel servizio, di guidare da davanti e non dietro. Questa sua, tra l'altro, ripeto, origine non prussiana, lo metterà vicino a Hitler, cioè a Hitler stava simpatico ed era utile che ci fosse un generale del genere per contrapporlo a quelli della vecchia tradizione, non solo a Hitler, anche a Goebbels. Ma diciamo che il rapporto Hitler-Rommel è anche dettato dal comportamento che Rommel ha nei confronti di Hitler, perché Hitler era un personaggio molto molto sospettoso e quindi finisce con, diciamo, credere in questo generale. Andrea Rossi. Ma assolutamente sì, ci crede perché Hitler a sua misura creò la Wehrmacht, per poi come l'abbiamo conosciuta all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Era una cosa che ereditava un pezzo di quella che era la tradizione, chiamiamola prussiana, ma era già una tradizione tedesca. E Rommel rappresenta perfettamente l'uomo nuovo, rappresenta quello venuto dal nulla che si guadagna i galloni sul campo, facendo quello che, come si diceva giustamente, è propagandisticamente la cosa più necessaria al regime nazista nel momento in cui attacca la Francia, cioè fare vedere che esiste l'uomo che guida, l'uomo che porta gli uomini, e solamente con la sua furbizia, la sua tattica, il suo genio riesce a stravolgere avversari che, almeno sulla carta, sono apparentemente migliori o più numerosi. L'esercito francese schierato sulla linea Maginot, che fu tecnicamente un fallimento colossale, una cosa che solamente i francesi, piuttosto che il nostro Regio Esercito, poteva pensare che poteva contenere un'avanzata di mezzi corazzati. Rommel è l'uomo che si mette alla guida di questi mezzi corazzati, sembra uscire dai documentari di Leni Riefenstahl, cioè si vede il nazista che viene dal popolo, che guida l'assalto e che soprattutto nel caso francese vendica quello che era l'onore del soldato tedesco che era stato traumatizzato dalla sconfitta del 1918. Certo. Sembra poter dire noi pochi abbiamo vinto questa guerra contro la Francia, l'abbiamo persa nel 1918 perché dietro di noi c'era il tradimento di una nazione. Rommel realizza quel sogno. Certo, quindi è simpatico a Hitler. Allora passiamo al secondo contributo, che è il numero 4, Rommel e il Vallo Atlantico. Erwin Rommel e il Vallo Atlantico. Dopo l'avanzata dell'Armata Rossa sul fronte orientale e l'entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco della Gran Bretagna nel dicembre del 1941, la strategia bellica tedesca fu orientata su un piano difensivo. Nel 1942 Hitler aveva ordinato la costruzione di un esteso sistema difensivo costiero sulle coste dell'Europa nord-occidentale, dalla Norvegia fino al sud della Francia. Sin dal giugno 1940 le truppe tedesche contesero
concedero alla Gran Bretagna il controllo delle zone costiere tra Calais e Boulogne, con l'obiettivo dichiarato di sfruttarle come basi avanzate per l'invasione dell'Inghilterra. Tuttavia, dal dicembre 1941, dopo il fallito tentativo della Luftwaffe di assumere il controllo dei cieli d'Inghilterra e con le richieste di un sempre maggior numero di truppe tedesche in altri fronti, l'Alto Comando tedesco decise di fortificare le coste francesi in modo tale da evitare qualsiasi azione di disturbo da parte britannica. Il 23 marzo 1942 Hitler emanò la direttiva numero 40, con la quale si predisponeva alla creazione del Vallo Atlantico. La prima regione a essere fortificata fu quella del nord, passo di Calais. Il sistema difensivo era costituito da basi sottomarine, batterie costiere, bunker e casematte, alloggiamenti per le guarnigioni e stazioni radar. Il comando della Wehrmacht per tutto il fronte occidentale venne affidato al feldmaresciallo Gerd von Rundstedt, che, oltre a supervisionare i lavori, aveva il compito di difendere quasi 5.000 chilometri di costa. L'obiettivo era di creare 15.000 strutture difensive in calcestruzzo, di cui 10.000 sarebbero state costruite tra i fiumi Schelda e Loira. Tuttavia, verso la fine del 1943 erano state completate solo 8.000 strutture difensive. Nel novembre del 1943 il feldmaresciallo Erwin Rommel assunse, per volere di Hitler, il nuovo incarico di supervisore delle difese occidentali, primariamente di quelle costiere. In pochi mesi Rommel fece completare altre 4.000 strutture e disseminò l'Europa nord-occidentale di 500.000 ostacoli di vario tipo. La direzione tecnica per la costruzione del Vallo Atlantico fu affidata all'organizzazione Todt, un ente di costruzioni che operò inizialmente nella Germania nazista e poi in tutti i paesi occupati. Creata da Fritz Todt, ministro degli armamenti e degli approvvigionamenti, l'organizzazione operò in stretta collaborazione con gli alti comandi militari durante tutto il conflitto, obbligando al lavoro coatto più di 1,5 milioni tra uomini e ragazzi, soprattutto prigionieri di guerra e internati nei lager, manodopera sfruttabile fino alla morte. Prima del giugno 1944 vennero aggiunte altre 2.000 strutture difensive, 200.000 ostacoli e 2 milioni di mine furono poste lungo le coste francesi e nell'entroterra. Nonostante l'impegno di Rommel, i lavori di fortificazione del Vallo Atlantico non furono mai totalmente completati, anche a causa della mancanza di fondi e di risorse. La linea di difesa venne così sfondata durante il D-Day dagli alleati, che sbarcarono in Normandia il 6 giugno 1944. Ciò nonostante, alcune posizioni fortificate lungo il Vallo Atlantico resistettero a lungo agli attacchi anglo-americani. Tra queste, quelle di Saint-Marcouf e di Merville rappresentarono veri e propri ostacoli insormontabili per le forze alleate di invasione. Ecco, questa fu un'opera praticamente colossale che pochi conoscono, è vero? Fusaro. Sì, è stata una grande opera di difesa. La particolarità, se vogliamo, è che Rommel, che se noi lo catapultiamo, diciamo, utilizziamo un linguaggio calcistico, era abituato all'attacco, viene messo a seguire un qualcosa difensivo che invece non era nelle sue corde. Tra l'altro c'era anche una discrepanza all'interno dei gerarchi nazisti su come e su dove difendersi. Le teorie che giravano era o appunto, come è stato, costruire questa difesa proprio sulle coste, o arretrare per permettere diciamo, al nemico di entrare in Francia per poi poterlo prendere alle spalle. Come abbiamo visto, ha la meglio invece la teoria di difendersi proprio sulla costa. Il problema è che nel preciso momento in cui viene sfondata questa difesa, è chiaro che il nemico può passare. È anche vero, è chiaro che la storia non si fa con i se e con i ma, però se probabilmente fosse stata utilizzata anche l'altra tattica, non avrebbe avuto comunque successo, perché poi il problema grosso che si trova ad avere la Germania è proprio una carenza di mezzi e di risorse e anche di uomini. Di conseguenza gli alleati, invece, rinforzati dall'arrivo statunitense, riescono a sbarcare appunto il 6 giugno del 1944.
Certamente, perché teniamo presente l'impegno colossale per costruire questa sorta di muraglia, la grande muraglia, diciamo, che era praticamente non una copia, ma comunque, diciamo, strategicamente era paragonabile al muro della Cina, no? La grande muraglia cinese. Lo stesso Hitler vuole fare una cosa di questo genere, ma non ha la contezza di quanto denaro, di quanta energia, di quanto tempo ci voglia per farlo, e naturalmente questo ha un grosso handicap. Ma c'è un altro fattore, che il generale von Rundstedt aveva detto: non facciamo diciamo, il muro, la difesa vicino alla costa, lasciamolo in retroterra per lasciare a sbarcare poi il nemico e quindi poi ributtarlo in mare. E questa era la tattica probabilmente che era più vincente, ma non era tipica dell'esperienza di appunto Rommel. Andrea Rossi, Rommel è praticamente il braccio destro di Hitler e segue tutte quelle che sono le indicazioni in maniera anche laddove Hitler sbaglia, quindi è una persona che si assoggetta volontariamente e vuole comunque aiutare il suo capo, che fosse quello della Prima Guerra Mondiale, quindi l'imperatore, o Hitler successivamente. È una persona che si adegua. Prego. Ma in realtà era un problema di Rommel, come era un problema praticamente di tutto lo Stato Maggiore tedesco. Se si vanno a rileggere quelli che sono i diari, i verbali dell'alto comando del Führer di Hitler, si vede un gruppo di ufficiali che sembra ipnotizzato. Rommel subisce anche lui una sorta di ipnotismo. A un certo punto, se Hitler dice che la soluzione per difendere l'Europa dall'attacco anglo-americano è fare un muro sulla costa, contro la sua stessa intelligenza ci crede. Cioè, probabilmente isolandolo sembra quasi una forma di insufficienza rispetto a quella che era l'evidenza dei fatti, ma l'evidenza dei fatti era soprattutto una, cioè che gli anglo-americani avevano il dominio dell'aria. Cioè, questo, già solo questo, e ce l'avevano già dal 1943, già solamente questo sarebbe bastato per completamente rivoluzionare quelli che erano i piani tedeschi, perché nel momento in cui si domina l'aria, radendo al tappeto quelle che sono le difese avversarie, un muro è totalmente inutile, è un'alta opera di ingegneria come solamente i tedeschi potevano a quell'epoca riuscire a fare, ma era inutile. Il punto è che Rommel ci crede. Cioè, noi probabilmente questo passaggio ci può sembrare perfino in qualche maniera incomprensibile, ma lui, come anche altri intelligentissimi, lo stesso von Rundstedt, era una persona che fino all'aprile del 1945 credeva al genio di Hitler, credeva seriamente che sarebbero intervenute le armi segrete, come tutto quello che era l'alto comando della Wehrmacht. Questi erano convinti che c'era qualcosa che Hitler non aveva detto, ma che era riuscito in qualche maniera a creare, e davanti a questo semplicemente credevano. Cioè, arrivano al collasso finale, dopo la morte di Rommel e al termine della guerra, con anche un profondo stupore, cioè qualcuno che realmente immaginava che ci sarebbe stata l'arma risolutiva per chiudere la guerra a favore della Germania. Quindi non mi stupisce tanto il Rommel, ci può stupire oggi a noi come persone del XX, del XXI secolo che guardano il passato, ma per quell'epoca lì, per un'intera generazione di tedeschi, non si poneva il dubbio. Il dubbio era di pochi, un circolo ristrettissimo di ufficiali che infatti col complotto contro Hitler vengono praticamente immediatamente selezionati, arrestati e successivamente torturati e uccisi, ma che sono un nucleo ristrettissimo di alti ufficiali. La stragrande massa sono persone che fanno torto alla propria intelligenza, perché questo è il discorso, fanno torto anche al proprio ragionamento
e che subiscono questo fascino che, a detta di tutti, era un fascino ipnotico, in qualche maniera demoniaco. Bene, grazie. Allora, adesso passiamo a un frammento di film dove vediamo come Rommel passa le sue ultime ore, perché verrà, diciamo, motivato a suicidarsi. Contributo numero 5. Ho detto che potete informare il Führer che sono pronto a rispondere alle accuse e al processo. Il Führer ha espresso la speranza che la faccenda venga regolata senza esporre lei all'inevitabile pubblicità di un tribunale. Allora tanto meglio, che gli ritiri le sue accuse. Ma a suo giudizio un pubblico processo non può fare del bene a nessuno. Mi ha ordinato di rammentarle con la maggior decisione possibile del danno che testimonianze come queste arrecherebbero alla sua reputazione. Vuole dunque che io mi dica colpevole e chieda scusa. A lei. Oh, naturalmente non a me, è chiaro. Lo so cosa vuole, vuole che io tenga la bocca chiusa. Non vuole che io parli chiaro là dove si potrebbe ascoltare. Bene. Potete dirgli a mio nome che lo ringrazio tanto, ma che sarò capace di badare al mio buon nome e reputazione secondo il mio stile, in una regolare corte di giustizia. Ma a che scopo, eccellenza? Il verdetto è stato già pronunziato. Vi ha detto anche di dirmi questo? Le prove sono evidenti. Quale difesa è possibile? Allora, cosa mi suggerisce? Ritengo, prima di proseguire, che il feldmaresciallo debba sapere che la sua casa è circondata interamente. Sono gli ordini. Spero voglia comprendere. E che ambedue siamo armati. Lui cosa vuole che faccia? Egli ritiene che sarebbe bene, nell'interesse di tutti quanti, che lei si convincesse a risolvere questa situazione da solo, senza indugio e senza scandalo. Avanti. I vantaggi di una soluzione come questa nei confronti di un triste scambio di recriminazioni in una pubblica udienza sono, a sua opinione, molti ed evidenti. Più importante fra tutti, è chiaro, sarebbe la continuazione della sua popolarità. E il Führer avrebbe cura che neanche il più piccolo sospetto s'accompagnasse alla sua dipartita. Alla nazione tedesca avrebbe detto che ella ha ceduto al riaggravarsi delle sue ferite di guerra. Ciò verrebbe annunciato ufficialmente. E quindi il Führer, onorando la sua memoria, dimostrerebbe verso la sua famiglia una generosità degna della storia. Sono le sue parole, della storia. Il suo nome splenderà nella gloria che lei meritò un giorno, mentre sua moglie e suo figlio vivranno per il resto dei loro anni nella sicurezza e nel benessere. Ecco, e quindi abbiamo questo naturalmente Hitler, non l'abbiamo ancora detto, ha subito un attentato. Questo attentato naturalmente comportava una, diciamo, aggregazione di una parte dei militari contro Hitler. Siamo all'epoca della tana del lupo, siamo quasi alla fine della guerra. I generali si rendono conto che è una guerra ormai persa e quindi fanno questo attentato. Prego, Fusaro. Sì, siamo 20 luglio 1944, attentato a Hitler, che appunto non avrà l'esito sperato dai cospiratori. E nel caso di... Che si chiama l'attentato? L'operazione Valchiria. L'operazione Valchiria, sì, l'operazione Valchiria. Rommel probabilmente, anzi senza probabilmente, viene a conoscenza di questa cosa. E come è stato giustamente detto prima, lui però rimane fedele. Questa proprio caratteristica di Rommel, quest'uomo che non beve, non fuma, non va a donne, persona integerrima, sempre descritta appunto così integerrima, e anche fedele fino alla fine. Probabilmente, secondo alcuni storici, aveva capito che forse la Germania non ce l'avrebbe fatta, stava cominciando a aver qualche dubbio, però lui, ripeto, rimane, da buon soldato, rimane fedele alla causa e non interviene neanche sul discorso del tentato colpo di Stato, insomma uccisione di Hitler. Di conseguenza gli viene proposta questa cosa: o si suicida da solo, appunto, o avrà il problema del processo. Qual era il risvolto del processo? Come si è detto, Rommel è stato bravo a creare una propria epopea nella quale si presenta
come questo uomo nuovo che riesce a compiere grandi azioni, e di conseguenza viene anche utilizzato dalla propaganda nazista. Era una figura molto importante all'interno di tutto lo schieramento tedesco, ma Rommel gode anche di propaganda dall'altra parte, perché logicamente se il mio nemico è valoroso, acquisto anch'io importanza. Per questo anche Churchill lo presenta come un grande generale. In tutto questo Rommel deve fare una scelta, e la scelta sarà quella appunto di suicidarsi per salvare la propria famiglia e la propria memoria. Certamente, ma prego Andrea Rossi, Rommel sapeva, e come mai non è andato a parlare con Hitler, e come mai è rimasto al di fuori, e perché di tutti quelli che sono stati arrestati qualcuno si è salvato? Prego. Allora, Rommel viene praticamente, è un nome che viene estorto dopo gli arresti che vengono fatti successivamente al fallimento dell'operazione Valchiria, e viene estorto sotto tortura da uno di quelli che erano i congiurati. Resta il dubbio di conoscere quanto in realtà Rommel era a corrente di tutto questo, perché come Rommel erano diciamo parzialmente a conoscenza di questa cosa diversi alti ufficiali. Lo stesso von Rundstedt era uno che vagamente sapeva e in qualche maniera taceva su questo. Quindi c'erano l'essere a conoscenza che ci poteva essere questo gruppo di ufficiali che stava tramando negli alti comandi, era un dettaglio che era a conoscenza. Rommel probabilmente lo sapeva anche meno degli altri, perché ricordiamolo, viene ferito sul fronte di Normandia, e in realtà quando lo si vede in questo film degli anni 60 sembra ritornato in forma, ma era tutt'altro che in forma. Lui era convalescente, molto provato sia dalle ferite che aveva, ma anche molto provato psicologicamente. Quando viene raggiunto da Burgdorf, che era uno degli aiutanti di campo di Hitler, che gli consiglia di suicidarsi, probabilmente non era quell'uomo come poi è stato rappresentato tutto sommato nelle sue forze, nel pieno della sua conoscenza. Quindi il momento in cui gli viene detto che c'è un ricatto che poi sarebbe pesato sui suoi familiari, e sapendo che i familiari degli altri congiurati erano stati mandati nei campi di concentramento, quindi era una minaccia molto reale, lui probabilmente accetta questo tipo di soluzione, anche perché era anche un uomo che si sentiva tradito dal Führer, quindi anche perché probabilmente si era creato anche un meccanismo di dipendenza e non sarebbe stato l'unico praticamente che credeva anche a quello che gli veniva detto, cioè che se Hitler diceva che lui era un traditore, in qualche maniera probabilmente si era anche sentito traditore. Quindi era un uomo che nella rappresentazione successiva viene messo come uno che coraggiosamente si dà la morte per evitare conseguenze. In realtà parliamo di una persona che si stava recuperando da ferite gravissime, che si reggeva ma anche malamente in piedi quando viene raggiunto dalla notizia della necessità di suicidarsi, e che accetta questo destino, accetta anche, secondo me, l'idea di poter diventare in qualche maniera un po' una leggenda. Se mi ricavo un secondo vorrei fare rappresentare questo concetto. Rommel è la leggenda della Wehrmacht buona rispetto alle SS cattive, quindi era un mito che era necessario non soltanto per i soldati tedeschi fino alla fine della guerra, era un mito necessario anche agli anglo-americani, finita la guerra, per creare
esempi positivi di persone che sì erano soldati, ma erano soldati antinazisti. Quindi è stato già detto da Fusaro prima, è un mito che in questo modo qui, con questo finale qui, va bene un po' a tutti. Certo. Le cose sono un po' più complesse, ecco, questo è quello che vorrei cercare di dire. Ma venivano rastrellati praticamente tutti i generali che in qualche maniera erano stati individuati, poi attraverso la tortura avevano parlato e quindi avevano coinvolto anche i loro colleghi e vengono messi nei campi di sterminio. E nei campi di sterminio vengono ammazzati tutti. C'è solo uno che si salva, un certo Schacht. Avete presente? Prego. Vabbè, Hjalmar Schacht era il ministro dell'economia, era quello che reggeva le finanze della Germania. Lui è uno di quelli che praticamente in tutte le stagioni si salvano dicendo che in fondo erano dei tecnici. Questa cosa dei tecnici che noi abbiamo sentito anche recentemente in realtà ha origini antiche, perché tutti alla fine, quelli che si salvano e che passano in qualche maniera indenni anche dai processi del dopoguerra, è perché come anche il gruppo degli architetti e costruttori come Speer sono tutte persone che dicono ma sì, ci credevamo, ma io ero un architetto, Schacht era un banchiere, in fondo cosa eravamo noi? Eravamo delle pedine, venivamo usati, ma però questo è la cosa del tecnico. Schacht è ministro delle finanze e certo. Poi naturalmente viene allontanato perché ci sono molti intrighi, è quello che sa investire il denaro dei grandi gerarchi nazisti. Viene mandato a Dachau, viene tenuto lì, mentre gli altri suoi colleghi generali vengono sacrificati, lui si salva perché conosceva i numeri dei conti correnti di tutti i nazisti e dove lui nei vari territori, nelle varie Svizzera piuttosto che in altre nazioni, aveva investito denaro, per cui poi la famosa via dei ratti consentirà a questi nazisti di riappropriarsi dell'oro e del denaro che avevano portato all'estero. E quindi Schacht si salva per questo, ma viene processato a Norimberga, giusto? A Norimberga viene processato e lui si difende dimostrando che cosa? Che lui ha finanziato l'attentato a Hitler, per cui viene assolto. E questa è uno di quelli che sono assolti a Norimberga, assolutamente sì, incredibile, ma senza contare che oltre a quelli che erano i conti correnti e le finanze dei gerarchi nazisti, lui è quello che maneggia tutti i beni delle grandi famiglie ebree della Germania, mettendoli in questo calderone diviso in migliaia di conti sparsi un po' in tutto il mondo, che poi sarà il fondo per i nazisti finita la guerra. Certo. Assolutamente, lui viene assolto, incredibilmente. E il signor Hitler si ferisce, no, nell'attentato, e chi lo curerà? Curerà il suo medico personale, no? Perché Hitler aveva solo un medico quell'ora, non si fidava di nessuno, ed era Theodor Morell. E Theodor Morell, perché Hitler il giorno dopo avrebbe dovuto incontrare Mussolini che veniva per parlare della guerra, e lui naturalmente chiama Morell che gli dà l'ennesima dose di droga, perché il signor Hitler era un mega drogato, non solo di anfetamine ma anche di ormoni e di altre cose. Morell era uno specialista per l'epoca che naturalmente studiava tutti i sistemi per mantenere in vita Hitler. Hitler era praticamente massacrato da una salute praticamente impossibile, cioè non aveva grandi capacità e sotto droga lo manteneva in vita e lo manteneva attivo, tant'è vero che poi Hitler se ne andrà. Prego. Sì. Hitler... No, prego Fusaro. No, prego, professor Rossi, lei, prego. No, ma era brevissimo. Esiste un taccuino del dottor Morell che è inquietante, perché si vede, c'è indicata quella che secondo Morell era la terapia, e la terapia era fatta di iniezioni quotidiane
che Hitler si faceva fare di questi composti che erano composti chimico-biologici ed erano costanti, quotidiane. Si accorge un altro medico di quello che sta succedendo quando ormai siamo nell'aprile del 45 e Hitler è nel bunker e questo che era il capo dei medici dell'SS va a vedere quelle che erano le prescrizioni che venivano date. Sì. Cioè, paradossalmente il momento di maggiore lucidità di Hitler sono i suoi ultimi 10 giorni, perché per il resto era un tossicodipendente, parliamo di questo. Certo, ma Morrell tiene un diario e tiene tutte le ricette che pratica Hitler, perché dice: chiunque mi venga a chiedere che cosa sto propinando al grande dittatore, io sono in grado di stabilire che tipo di cura sto facendo. E quindi aveva documentato tutto. Se suggeriamo ai nostri telespettatori un bel libro che si intitola I tossici, spiega come è andato a finire la seconda guerra mondiale. Per esempio l'accerchiamento della linea Maginot è stato possibile solo ed esclusivamente non per l'eroismo di Rommel eccetera, ma perché erano tutti drogati con le anfetamine, cioè c'erano soldati che riuscivano a tenere testa per giorni interi senza dormire, va bene, e sono riusciti a cerchiare la linea Maginot con una tale rapidità che i francesi sono stati presi in contropiede. E naturalmente Hitler faceva grande uso, parliamo di 11.000 diciamo, iniezioni di vari preparati, tra cui anche a quell'epoca usavano gli organi dei cavalli piuttosto che delle mucche, tiravano via gli ormoni in maniera dozzinale, però comunque, e poi venivano iniettati a Hitler. Hitler aveva un sangue talmente denso che non si sa come mai riuscisse ancora a stare in piedi. Sì, poi tra l'altro il rapporto droghe, guerre sarebbe proprio da approfondire, perché non è stato solo nella seconda guerra mondiale, cioè pensiamo in generale, stiamo anche poi più avanti, non sarà nel Vietnam, ma ancora prima tutto il tema della guerra dell'oppio, c'è proprio un rapporto stretto fra guerra e droga che sarebbe bene da approfondire. Certo, ma anche nelle guerre di oggi, no? Tra l'altro, sì, ma c'è la setta degli assassini, no? Che parla Marco Polo, dove questi fanno uso di hashish. Che fanno uso di hashish, appunto, e quindi la setta dei Santiti sono il capo della setta degli assassini era il grande capo della Sardegna, Alaga Khan, no? E che era un ismaelita. Gli ismaeliti era una setta sommersa che usava i propri adepti per andare ad assassinare re, principi piuttosto che generali, perché si presentavano come domestici, come persone diciamo fidabili, e in realtà poi bastava solo che arrivassero l'ordine e loro rischiavano la vita appositamente, perché ritenevano, ormai convinti dalla droga, che sarebbero andate nel paradiso di Allah. Bene, grazie del vostro intervento, speriamo che i nostri telespettatori ci abbiano seguito fino a quest'ora e che abbiano soprattutto capito questa figura di Rommel, che era anche questa una figura calata nella sua epoca e che ha avuto un grande successo come generale, ma certamente un grande criminale, perché riteniamo che i militari quando vanno in guerra sono comunque dei criminali. Certo, questa sera abbiamo parlato appunto prima di questa parte dedicata a Rommel, abbiamo parlato della guerra tra Israele e Hamas e poi appunto abbiamo continuato con questa pagina che chiaramente sono figure che hanno avuto un grande riscontro, diciamo, in termini di popolarità, però è indubbio che abbiano commesso dei fatti assolutamente riprovevoli nel corso della loro vita. E allora, prima di salutarci, come sempre, noi ricordiamo i nostri ospiti silenziosi, ricordiamo intanto Julian Assange, di cui ancora non sappiamo nulla per quanto riguarda la sentenza sull'estradizione
verso gli Stati Uniti. Assange è ancora in carcere, è in attesa di conoscere il suo destino e quindi se sarà estradato negli Stati Uniti per passare la vita in carcere oppure se sarà, come ci auguriamo noi, liberato. Intanto è arrivata la notizia che sarà cittadino onorario di Roma, perché il Consiglio Comunale della capitale ha detto sì finalmente dopo tanti lunghi dibattiti, ed è la prima capitale che riconosce appunto la cittadinanza onoraria ad Assange. Assange però, ricordiamo, ha bisogno del sostegno di tutti quanti noi, e anche noi abbiamo bisogno di giornalisti come lui che siano capaci di fare un servizio come è stato capace di fare lui, e quindi di portare alla conoscenza di tutti quelle verità che purtroppo per le potenze sono inaccettabili. Ecco, quindi sarebbe il momento anche che i governi facessero sentire la loro voce per la liberazione di questo giornalista che sta passando ormai da troppi anni la sua vita in carcere. Per quanto riguarda poi invece le nostre donne, abbiamo 2 donne, 2 premi Nobel da poco per Narges Mohammadi, lo ricordiamo, l'attivista per i diritti umani iraniani, ancora rimane in carcere, ha ricevuto il Nobel pochi giorni fa, e da aggiungere che c'è il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che è stato dedicato quest'anno a Mahsa Amini. È un premio che viene dato dalla Commissione Europea, è stato conferito a Mahsa Amini e al movimento Donna, Vita e Libertà, questo per come dire, in sostegno alle donne che si battono per la repressione in Iran. E poi l'altro premio Nobel, che è Aung San Suu Kyi, lei resta in carcere, 78 anni, lo ricordiamo, premio Nobel, è in carcere dal 2021 e si trova in isolamento, non può vedere gli avvocati e non è possibile neanche inviarle una lettera, e il figlio continua a battersi affinché possa ricevere le cure mediche specialistiche di cui avrebbe bisogno, e ovviamente anche per lei chiediamo che possa essere liberata al più presto. Bene, grazie allora. Allora, chiudiamo in un'altra maniera questa sera. Allora, hai parlato di donne, certo, che si sacrificano, e noi abbiamo un pezzo speciale dove c'è una riunione di donne musulmane, donne ebree, di donne di molte religioni cristiane, eccetera, che fanno una manifestazione, e di questa manifestazione naturalmente noi vogliamo far vedere ai nostri telespettatori un pezzo commentato, ovviamente, perché si capisce come le donne siano veramente la risorsa per un'eventuale pace futura. Certo. Quindi chiedo alla regia la preghiera delle madri della pace, contributo numero 3.